Scopriamo Arsenal IT, ricerca e innovazione nella sanità digitale, dal fascicolo sanitario elettronico alla dematerializzazione della ricetta. Sono Arianna, Eleonora, Elena, Michela Gabrieli. Sembra un video aziendale come tanti, come quelli che di questi tempi sono diventati piuttosto popolari grazie alla diffusione in rete. In realtà qui vedete anche alcune delle persone che lavorano in una delle attività chiave della nostra sanità, la digitalizzazione. Parliamo del consorzio Arsenal.it, nato nel 2007 per mettere insieme e far dialogare le diverse applicazioni di sanità digitale elaborate dalle varie aziende sanitarie fino a quel momento. Un consorzio volontario, qui aderiscono tutte le 23 aziende sanitarie del Veneto con scopi ben precisi. Un tipico esempio è il referto digitale estraibile via internet. Tutti i cittadini veneti possono in questo momento via internet vedere il proprio referto in qualunque posto siano, sia del Veneto che fuori, senza doversi spostare da casa o dal posto di lavoro. Piuttosto che unificare macchine e software, cosa che avrebbe comportato un aggravio di costi, un allungamento dei tempi e soprattutto rigidità non indifferenti per il sistema sanitario regionale, si è scelto l'approccio dell'interoperabilità, standard e formati comuni, utilizzabili sulle principali piattaforme informatiche e consultabili da qualsiasi posizione. È molto ambizioso e durerà parecchi anni ovviamente, perché ha come obiettivo quello proprio di trasformare la sanità del Veneto, che è già una sanità di efficienza, in un sistema ancora più efficiente utilizzando proprio la sanità digitale, quindi l'informatizzazione che si può ottenere toccando tutto il sistema. Dopo i referti online, il prossimo segno tangibile della progressiva digitalizzazione sarà la scomparsa della classica ricetta di carta. Da qui a giugno ancora la ricetta sarà rossa come tradizionalmente la conosciamo. Dopo diventerà un memo, un ricordarello bianco, e potrà anche non essere in questa forma qua, ma potrà anche essere un SMS, potrà essere un'email. Quindi il cittadino effettivamente avrà realmente dematerializzata quel pezzo di carta, e con questa dematerializzata potrà recarsi in farmacia a provvedere per i suoi farmaci e in ospedale per provvedere a tutte le prestazioni che sono richieste dal medico. Referti online, fascicolo sanitario elettronico, dematerializzazione della ricetta, progetti gestiti da un consorzio in cui lavorano soprattutto donne, ben l'80% del totale, laureate con un'età media di 31 anni. Ci siamo orientati verso dei laureati, giovani neolaureati, e la facoltà che più era vicina a quello che volevamo fare è ingegneria biomedica. Ingegneria biomedica, i laureati sono principalmente donne, per cui noi ci siamo trovati che le persone più brave erano proprio ragazze. Attualmente che abbiamo dei progetti piuttosto importanti, fra cui quello del fascicolo elettronico, siamo 45 persone. La sede di Arsenal.it, il Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, è a Treviso, in un edificio d'epoca in centro. Un modello organizzativo che sta facendo scuola. Non esiste un altro esempio così in tutto il paese, tant'è che addirittura Cergas Bocconi ha recentemente studiato un po' il nostro modello organizzativo per capire come è possibile replicare nei progetti, ad esempio del fascicolo sanitario elettronico, alcune delle nostre peculiarità. La particolarità del progetto è che c'è grande collaborazione con gli operatori, perché appunto essendo consorzio di aziende sanitarie siamo in grado di raccogliere l'esperienza, la conoscenza e la formazione di questi operatori e metterla a fattor comune. Ambiente multidisciplinare in cui competenza e specializzazione in realtà non bastano. Lavorare in gruppo in questo momento, in questi progetti, è assolutamente indispensabile. Non è immaginabile che una singola persona riesca a gestire tutti i vari aspetti che devono essere gestiti. Qual è stata una delle caratteristiche vincenti? L'essere soprattutto donne, l'essere soprattutto giovani, l'essere soprattutto molto motivati in un progetto estremamente innovativo? Beh, senz'altro direi l'essere molto flessibili e molto aperti a ascoltare tutti, parlare con tutti, capire le ragioni di tutti per poi riuscire a creare un quadro il più completo possibile.
e al momento appare anche estranea alla competitività tipica di molti uffici di questo genere. Non nego che all'inizio le perplessità c'erano, perché con tutte queste donne si sa che a volte la convivenza è difficile. In realtà mi sono ritrovata in un ambiente dove forse il fatto di essere tante donne aumenta la complicità e quindi anche la comprensione, per cui ho trovato assolutamente condivisione, disponibilità e aiuto reciproco. Superare i pregiudizi esterni però non è facile. Molte volte diciamo che il fatto di essere donna e giovane forse non facilita molto il nostro lavoro, nel senso che gli ambienti con cui ti vai a rapportare sono spesso costruiti su anni di esperienza e non è facile entrare in contatto con le persone che ci lavorano. La professionalità che ci contraddistingue è l'arma per entrare anche in questo tipo di ambienti e svolgere in maniera ottimale il lavoro che ci viene richiesto. Comunicare non è sempre facile, ma è quando sono pienamente operativi che i progetti dimostrano concretamente tutta la bontà del lavoro svolto da Arsenal.it. Abbiamo appena terminato un progetto di telemonitoraggio di pazienti cronici e l'impatto sulla popolazione è stato veramente molto positivo. I pazienti sono contenti dei servizi di telemonitoraggio, si sentono maggiormente seguiti, si sentono anche più coinvolti attivamente nella gestione della loro salute. Questo è importante perché l'impatto positivo ha degli effetti a cascata non solo sul cittadino ma anche sulla rete familiare, sui caregiver e su chi si occupa della salute del paziente tutti i giorni.